Vabbè, io l'ho detto la scorsa settimana, dipendeva da noi. Oggi siamo stati mosci sin dal primo minuto, sapevamo di incontrare un'ottima squadra e stasera si è visto, però il risultato giusto perché un pareggio forse a loro gli sarebbe stato stretto, però oggi abbiamo incontrato la prima sconfitta e questo ci fa tornare con i piedi per terra, almeno così dalla prossima, anche se sarà un big match, entreremo in campo sperando con il piglio giusto. Le assenze, sì, quattro giocatori che praticamente saltano l'uomo in questo sport fa la differenza, ma non deve essere una scusa perché se dobbiamo vincere questo campionato dobbiamo affrontare tutte le partite con il piglio giusto, a prescindere dalle assenze o da chi manca. La scorsa settimana diciamo che eravamo al completo, quasi al completo e abbiamo pareggiato. 2 settimane lo stesso, quindi oggi abbiamo perso, sì, mancavano determinati giocatori, ma non deve essere una scusa. Una grande squadra vince pure con i migliori giocatori.